governo della regione raccolga direttamente le voci di chi sta sul territorio, quale sia la situazione. C'è stato un impegno in questo senso e dovrà essere concretizzato in tempi brevi. Ora è chiaro che c'è un problema che è di sicurezza in senso stretto, perché si tratta di individuare i responsabili di questa lunga teoria di attentati impuniti, e poi c'è un problema anche di malessere sociale. Questa assemblea dove si dovrebbe tenere? A Nuorese o a Cagliari? Non è organizzato, quindi non sono in condizione di rispondere su questo. Quello che abbiamo chiesto è che si svolga in tempo molto ravvicinato, poi è possibile che la si faccia in Nuorese. C'è, è vero, una maggiore frequenza in determinate aree del centro Sardegna, ma è un fenomeno ormai che riguarda tutta la Sardegna, dal nord al sud. Io ho parlato con Marras, ci siamo sentiti prima dell'incontro, di non attribuire alla sua assenza un significato polemico, che lui si sente pienamente rappresentato dall'associazione e confida nella capacità dell'associazione di rappresentare i problemi. Per il resto è importante che ci sia, anche lui l'ha sottolineato molto, questo un incontro delle istituzioni statali e regionali direttamente con gli amministratori locali, perché ci sia questa forma di confronto